Bene, siamo con il sindaco di Bivona, continuiamo queste nostre interviste sul territorio per cercare di documentare un po' quello che stanno facendo i primi cittadini nel territorio. Abbiamo già fatto altri suoi colleghi, ecco, vorremmo capire un po' a Bivona, piccolo paesino montano della Quisquina, come si vive questo momento, sindaco? Tanto buonasera direttore, saluto tutti i telespettatori di TVA. È un momento sicuramente difficile per tutti, la situazione comunità. Stiamo cercando di fare il possibile, soprattutto con la grande collaborazione che stanno dando i cittadini, almeno della mia comunità, sia in termini di collaborazione, sia in termini di rispetto delle direttive che gli vengono date. Quindi la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto in questo momento fortunatamente casi di contagio e quindi continuiamo con l'azione di prevenzione. Quindi voi siete uno dei comuni, diciamo, immuni. Come mai? Cioè, qual è il motivo? Come te lo spieghi? Ma dico sia oltre che per la fortuna di non aver avuto persone che sono entrate in contatto con persone contagiate, sia perché i cittadini di questa comunità, come di altre comunità di questo territorio, hanno rispettato, devo dire, puntuale quelle che erano le direttive. Eh, Molto è stato il lavoro di monitoraggio assieme all'ASP, assieme ai carabinieri, di monitoraggio delle persone che sono arrivate dal nord, che sono arrivate in tutti i comuni della Sicilia e noi abbiamo fatto un'azione di monitoraggio invitando queste persone all'isolamento obbligatorio, facendo i controlli. Accanto a questo abbiamo avviato tutta una serie, perché il problema del coronavirus non è soltanto un problema di carattere, diciamo, che riguarda la salute, ma diventa anche un problema di carattere economico, di carattere sociale, sia per le persone che sono in difficoltà e che non possono, diciamo, andare a lavorare, magari molti lavoravano alla giornata e quindi non lo possono più fare. Chiuse. Il mio pensiero come sindaco va anche a queste persone che sono in grande difficoltà. E noi ci siamo attivati da subito come amministrazione comunale, chiedendo da un lato, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, la collaborazione con i cittadini e in un momento in cui non avevamo per esempio le mascherine, abbiamo, seguendo delle buone prassi, ho invitato e ho fatto un appello a tante alle signore che avevano dimestichezza con la macchina da cucire e abbiamo avviato veramente una catena di solidarietà e che ci ha consentito di fare le mascherine in TNT e garza idrofica sterilizzata e donarle ad ogni famiglia di Bivona a domicilio con i vigili urbani. Accanto a questo abbiamo svolto la sanificazione del paese, la facciamo una volta alla settimana grazie agli agricoltori che hanno messo a disposizione macchine per far questo. Quindi tante sono le attività che abbiamo messo in essere per cercare di alleviare questo momento difficile. Anche abbiamo coinvolto alcuni professionisti, psicologi, per attivare un servizio a sostegno delle persone che possono avere bisogno in questo momento. Quindi abbiamo attivato questo numero di telefono che è a supporto di tante persone che in questo momento stanno vivendo questo momento nella solitudine. Questo abbiamo anche attivato un servizio di farmaci e di spesa a domicilio. Con l'istituzione dei servizi sociali, quindi le persone anziane che non si possono spostare a casa, abbiamo dato l'opportunità loro di portare i farmaci e la spesa a casa.
Accanto a questo, una misura molto restrittiva che ho dovuto fare con un'ordinanza sindacale è quella della spesa programmata o a domicilio, vietando l'accesso nei supermercati, nei minimarket panifici. Cioè la spesa si può fare o a domicilio o soltanto programmata, si telefona all'attività commerciale, si dà l'elenco della spesa, l'operatore dell'attività commerciale gli dice quando deve venire a ritirare all'utente, l'utente va e ritira la spesa. Questo ha consentito di limitare le uscite per andare a fare la spesa del 50-60%. Senti, Quindi, prego, prego. quindi hanno consentito diciamo, di essere ancora più rigidi rispetto alle misure del governo nazionale e del governo regionale. Mi rendo conto che noi l'abbiamo potuto attivare perché essendo una piccola realtà facilmente gestibile. E devo dire che i miei cittadini, pur con grande disagio provocato da queste restrizioni, da queste ordinanze, hanno risposto bene e devo dire che i risultati in questo momento speriamo che continui nella nostra. Accanto a questo ci siamo immediatamente attivati come amministrazione ancora prima che il governo nazionale dasse ai comuni le risorse, mettendo a disposizione con la nostra indennità di carica, con i nostri fondi del bilancio comunale. Abbiamo attivato già da 8 giorni i buoni spesa per gli utenti per le persone per le famiglie più in difficoltà. Ora sono arrivati i soldi, le somme dello Stato e abbiamo avviato e consegnato ulteriori buoni alle famiglie, diciamo, con più necessità. In questo momento, assieme alla mia giunta, stiamo lavorando per fare un avviso a tutte le attività commerciali che sono state chiuse già dalla metà di marzo per dar loro un contributo per pagare le bollette o per pagare l'affitto. Siamo che sono le attività alle risorse che dovevano essere destinate per le attività recreative o per la sagra della pesca, le stiamo destinando a venire incontro alle attività commerciali. Questo ci preme in questo momento, da un lato la salute pubblica, dall'altro il sostegno alle famiglie e ai commercianti di Bivona. Ecco, hai parlato di Sagra delle Pesche, si farà quest'anno? Chi lo può dire? Non si sa, vediamo quello che succede in questi mesi e poi valuteremo il da farsi. Speriamo che si faccia, insomma. Speriamo di sì, speriamo di sì, speriamo di sì. Il vostro comune è stato attenzionato in particolare dalla RAI perché siete stati tra i primi a creare le mascherine. Lei è riuscito a mettere insieme un sistema, diciamo, tra i vari cittadini e siete riusciti anche ad effettuarli. Avete anche meritato l'attenzione del canale nazionale. Ecco, come le è venuta l'idea, come ha fatto a, diciamo, assemblare Ma questi... guardi, nel momento in cui ho inviato una nota alla Protezione Civile e ho chiesto delle mascherine, la Protezione Civile mi ha risposto già ai primi di marzo che non poteva in questo momento soddisfare questa richiesta perché tutte le mascherine che avevano a disposizione le stavano dando giustamente alle aziende ospedaliere. Quindi virtù. Ho chiesto diciamo, ai miei concittadini di attivare questo processo virtuoso della produzione di mascherina fatta con dei materiali, il TNT e la carta, che sono dei materiali che vengono usati anche per le mascherine, diciamo, quelle omologate. E devo dire la catena di solidarietà e di generosità ha funzionato e abbiamo potuto destinare una mascherina per ogni famiglia che ne ha fatto richiesta. Ho visto che con la sanificazione siete arrivati già al quarto Alla- appuntamento. Anche questo è sì. stato un momento, diciamo, di volontari, fatto dai Sì. volontari, no?
sono agli agricoltori di Cremona e tutti si sono presentati nel dare il sostegno e il contributo. E quindi una volta alla settimana chiamiamo due agricoltori alla volta che dividono il comune in due parti e fanno la sanificazione. Ecco, come sostegno ho visto anche che ha pubblicato nel suo sito Facebook un appello di tanti bivonesi fuori che in questo momento, diciamo, lavorano proprio al nord, nei centri dove si combatte, insomma, negli ospedali, medici. Ecco, vari bivonesi che stanno dando il loro contributo, Sindaco. Sì, hanno fatto, c'è una pagina Facebook, La Voce del Bimonese, che ha avuto una splendida idea, quella diciamo, intervistare dei giovani bivonesi che in questo momento si trovano al nord, molti lavorano nella sanità, altri insegnanti o lavorano nelle attività commerciali e hanno dato un contributo facendo un appello a tutti i bimonesi di casa. Non vediamo l'ora di riabbracciarli perché la distanza in questo momento pesa ancora di più. Quindi è stata un'ottima cosa, una bella idea e siamo vicini alle tante persone che in questo momento hanno deciso di rimanere nelle regioni del nord per non venire qui in Sicilia, per diciamo non portare e creare ulteriori problemi. Sindaco, voi vi siete anche tagliati le indennità. So che insieme alla pastorale, all'unità pastorale, avete creato anche un fondo. Poco fa lei lo ha accennato, ma è giusto che magari lo approfondiamo. Lei come sindaco, anche i suoi assessori e il presidente del Consiglio Comunale per creare questo fondo di solidarietà. Sì, prima ancora che arrivassero le risorse dello Stato, noi ci eravamo posti il problema. Avevamo trovato delle risorse del bilancio che non erano pienamente sufficienti per soddisfare, diciamo, le richieste che c'erano di famiglie abbiamo donato la nostra indennità di carica della Giunta, del Presidente del Consiglio, in favore diciamo, dell'unità pastorale e dell'istituzione dei servizi sociali che poi ha pensato bene di distribuire questi buoni spesa. Oltre a questo vi sono arrivati i fondi sia della regione che dello Stato. Ecco, La Regione stiamo facendo la convenzione con ecco, i se lo fondi della Stato Regione. mi sembra che vi sono arrivati circa 30.000 euro e dalla regione 70.000 euro. Ecco, come li state gestendo questi soldi? Come li gestirete? Insomma? Allora, in questo momento noi abbiamo utilizzato i fondi oltre a quelli comunali, i fondi dello Stato, sono arrivati più di 31.000 euro, abbiamo già donato buoni per 20.000 euro a tutti quelli che ne avevano il diritto e che ne hanno fatto richiesta. Per quanto riguarda i fondi regionali, siamo la prima tranche che è di un po' più di 20.000 euro e saranno destinate sempre alle famiglie più in difficoltà. Poi avete attivato anche, leggevo il suo plauso verso il suo ufficio dei servizi sociali che sin da subito hanno prestato un soccorso in particolare alle persone oltre i 70 anni e a chi diciamo soffriva di alcune patologie mediche, no? Sì, sì, assolutamente. L'istituzione dei servizi sociali hanno fatto un lavoro straordinario e li ringrazio a nome della comunità. Si sono messi a disposizione e hanno fatto un instancabile lavoro e lo stanno facendo tuttora, giornalmente, nel portare, diciamo, sostegno quegli anziani che possono avere difficoltà ad uscire, portando farmaci e spese a domicilio. Un bel servizio in questo momento di grande difficoltà, sì. Ecco, essendo un comune ancora, diciamo, immune da Covid-19, voi, diciamo, avete usato delle particolari cautele, precauzioni, controlli magari per chi veniva da fuori o, diciamo, dobbiamo ringraziare la sorte che Bivona è stato immune? Come gli dicevo prima, grazie all'ordinanza che ho fatto restrittiva verso
le attività commerciali e grazie anche al monitoraggio insieme all'ASP e ai carabinieri e ai vigili urbani abbiamo veramente avuto la situazione sempre sotto controllo. Quindi questo ha contribuito, accanto anche alla fortuna, dico, di non avere bimonesi che sono venuti dal nord contagiati o che venivano da focolai come Sciacca e Ribera e si sono contagiati. Ma noi le misure restrittive ne abbiamo fatte diverse, oltre a quelle della regione e dello Stato, e devo dire che i cittadini di Bimona sono stati cittadini responsabili, non seguire quelle istruzioni. Ecco, il fatto di questa modifica degli orari verso gli esercizi commerciali, lei ha un po' anticipato i tempi, l'ha fatto un po' prima. Come è stata recepita anche dai suoi concittadini? No, in un primo momento avevo fatto l'ordinanza dove gli esercizi commerciali dovevano. Allora, intanto stiamo parlando di generi alimentari, avevo fatto un'ordinanza per chiuderle alle 18, mentre tabacchini e tutti quelli che potevano solo di mezza giornata, li avevo già chiusi prima per diciamo, farli lavorare soltanto la mattina. Poi è arrivata la misura più restrittiva con l'ultima ordinanza che ho fatto, che era quella della spesa a domicilio e programmata. I buoni li avete cominciato a distribuire perché oggi ad Eh, Agrigento hanno cominciato a distribuire i primi buoni no, di 20 noi, euro per le devo dire famiglie. che noi già abbiamo finito di distribuirle oggi. Abbiamo quelli comunali che quelli dello Stato. Già le persone hanno i buoni e possono da oggi fare la spesa. Senta, No, Sindaco, devo lei dire che l'ufficio servizio sociale è molto efficiente come ufficio. Senta, Sindaco, tra l'altro ho letto pure che voi come amministrazione comunale avete anche anticipato i soldi per i cantieri di lavoro e di servizi in attesa che la regione, diciamo, ve li mandi. Anche questo è stata una cosa sicuramente molto bella e Tenendo anche conto che molto solidale. Mm. Tenendo conto che la regione in questo momento non ci ha dato soltanto il 20% dei soldi del cantiere e tenendo conto anche che le persone che lavorano e che hanno lavorato in questi cantieri sia di lavoro che di servizio sono persone che non hanno un lavoro, diciamo, non sono impiegati e quindi per loro era importante avere questo sostegno. Abbiamo fatto un settimanale anticipando queste risorse e poi aspettando successivamente che la regione ce le accrediti. Però non volevamo far più di tanto patire questi lavoratori che avevano fatto uno splendido lavoro attraverso sia il cantiere di lavoro, facendo una strada importante, un'arteria importante che collega diciamo, la statale all'istituto alberghiero e anche il cantiere di servizio avevano fatto un lavoro di pulizia straordinario. Voluto far questo facendo anche un sacrificio, tenendo conto che i comuni hanno difficoltà in questo momento, non ci sono risorse, diciamo, tante risorse, quindi però ci sembrava farlo, era giusto farlo. Ecco, Sindaco, pensando al futuro, come per ora tutti pensano al coronavirus, al dopo, com'è che si potrà uscire, secondo la sua esperienza, chiaramente, piano piano da questa situazione di emergenza? Ma secondo me si attiverà un processo graduale al contrario rispetto a come sono arrivate le restrizioni. Si comincerà con le attività produttive in primis e poi si arriverà a quelle commerciali, magari dove c'è prevista più aggregazione di persone. Le ultime probabilmente ad aprire saranno ristoranti, bar. Però è un processo che si deve avviare tenendo conto delle
perché questo virus, come abbiamo ben visto, non è una semplice influenza, ma provoca veramente tante morti. Quindi prima bisogna pensare alla salute, contemporaneamente noi lo stiamo facendo in piccolo come Comune Bivona, cercando di venire incontro per quanto possibile alle nostre attività commerciali che sono chiuse, dandogli un sostegno per quello che possiamo dare. Ma logicamente la Regione, lo Stato, l'Unione Europea si deve far carico di far ripartire una nazione e quindi deve per consentire alle attività commerciali di poter riaprire la sala cinesca nel momento in cui si riapre tutto. Perché per ora mi rendo conto che ci sono molte attività che pagano l'affitto, pagano le bollette senza avere un'entrata. C'erano delle attività magari che avevano più disponibilità, che erano più forti dal punto di vista economico, ma c'erano attività che erano più deboli. Quindi bisogna venire incontro cercando di sostenere queste attività. E un parere sull'operato del governo Conte, come si sta muovendo secondo te? Anche queste misure a sostegno, molti sono scettici che effettivamente in tempi brevi possono arrivare anche questi famosi 25.000 euro che dovrebbero dare a tutte le attività imprenditoriali. Ecco, un tuo parere. Allora, intanto io sono fermamente convinto che quando c'è uno stato di emergenza, tutte le istituzioni, tutti i gruppi, le posizioni, i partiti politici devono affiancare chi in quel momento sta governando. E questo come in grande e a livello comunale, perché in questo momento Conte ha la responsabilità di amministrare. Se riuscirà nel braccio di ferro con l'Europa, con l'Unione Europea, a vincere la battaglia per immettere liquidità e sostenere le imprese, credo che avrà fatto un grande lavoro. Come altrettanto sta facendo un buon lavoro il presidente Musumeci, attivando ulteriori restrizioni rispetto cercando di sostenere una sanità che non potevamo cambiare sicuramente in 1 o 2 mesi, ma dove c'erano carenze che venivano da anni e anni e anni di mala gestione. Ecco, a livello sanitario, che giudizio dai delle nostre strutture? Si è fatto un gran parlare del centro Covid di Agrigento, di Sciacca. Molti sindaci hanno espresso anche il loro parere negativo per i due centri e magari farne uno a Ribera. Il suo punto di vista qual è, secondo me? Guardi, direttore, io non so perfettamente le scelte strategiche che sono state fatte, però io condivido la linea del Ministero della Salute e tutto quello che si sta facendo nelle altre province siciliane, dove si stanno attivando delle strutture che siano proprio e totalmente dedicate al Covid. Ora, mi rendo conto anche che gestire una situazione di questo tipo è complicato, è facile parlare nell'andare a strutturare una strategia sanitaria non è facile, quindi non voglio dare giudizi approssimati, però è giusto secondo me andare a individuare anche in provincia di Agrigento una struttura che sia una struttura totalmente dedicata al Covid. Sono arrivati i dati oggi della regione siciliana, in questo momento si continuano a registrare 73 casi positivi su circa 1300 tamponi eseguiti, quindi ancora diciamo c'è da fare parecchio, non bisogna abbassare la guardia perché c'è questo correre verso la ripresa delle attività produttive, però stiamo vedendo che ancora diciamo, c'è una lieve diminuzione, però ancora insomma c'è molta gente che viene colpita dal virus, sindaco. Ma proprio per questo bisogna la Sicilia rispetto diciamo, alle previsioni che
settimana, in questi giorni, devo dire che le previsioni fortunatamente per noi non hanno dato quell'esito e quei numeri. Quindi andare oggi a far vanificare tutti i sacrifici che hanno fatto i siciliani penso sia sbagliato. Quindi bisogna continuare a soffrire un altro po', specialmente per le attività commerciali che non lavorano, per le persone che hanno, e penso anche ai professionisti in questo momento che non, la salute in questo momento è al centro di tutto, bisogna pazientare ancora e attenersi a quelle che sono le regole del buon senso e delle direttive regionali e nazionali. Ecco, andando un poco oltre, ci avviamo verso la conclusione di questa intervista. Ecco, abbiamo visto la notizia che lei ha diffuso in questi giorni, non solo lei, ma anche diversi comuni della comunità montana, questa nota dell'ATI per la gestione idrica autonoma della distribuzione dell'acqua. Ecco, ve l'aspettavate questa cosa? Ma ce l'aspettavamo perché noi abbiamo da sempre gestito le nostre risorse direttamente con i nostri operai, facendo noi la tariffa. Quindi noi abbiamo diciamo, beneficiato dell'articolo 147, della misura di salvaguardia, perché abbiamo le condizioni per poterlo fare. Comuni che ne hanno beneficiato, purtroppo altri comuni non ne hanno, quelli che erano pure facevano parte dei non consegnatari, che eravamo 17, non hanno potuto ottenere questo beneficio. Però ritengo una cosa, per i passaggi e per il lavoro che in questo momento ha fatto l'ATI di Agrigento, penso che la prospettiva, la velocità con cui si sta andando avanti per fare la società consortile, per adeguare il piano d'ambito, darà la possibilità a tutti gli altri comuni di avere una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio idrico. Almeno questo è l'auspicio. Ecco, Sindaco, i cantieri finanziati a Bivona sono stati tanti. Quando pensate di riaprirli o di attivarli, insomma? Ma, in questo momento si sta procedendo ancora con il lavoro diciamo, di burocratico e gli assessorati. La buona notizia è l'affidamento dei lavori all'impresa per la strada Bivona-Palazzo Adriano. Per la Bivona-Lucca siamo lì per fare la conferenza dei servizi e poi andare a gara d'appalto. È arrivato il decreto del finanziamento definitivo del comune. Avremo due finanziamenti per un importo di 2 milioni e 400 mila euro. Il canale di Gronda pure è in una fase ormai di convenzione. Eh, Oggi Piazza Marconi e via Lorenzo Panepinto che abbiamo messo in questo finanziamento, abbiamo inserito in questo finanziamento e siamo in fase di convenzione. Devo dire che noi non vediamo l'ora, diciamo, dal punto di vista amministrativo, che possa passare questo momento per cominciare ad avviare tutte queste gare d'appalto perché sono veramente tante. Dall'altro lato, con la strategia delle aree interne, abbiamo la scorsa settimana ufficialmente la strategia ormai completa al Comitato Nazionale e al Comitato Regionale. Ci aspettiamo che entro il mese di aprile ci diano il benestare per poi firmare l'APQ e andare anche a gara d'appalto perché abbiamo tutti i progetti esecutivi. Siamo stati bravi in questo. Sono stati bravi i tecnici del libero consorzio che non finirò mai che è l'unica area interna ad avere progetti esecutivi, come abbiamo progetti esecutivi di tutte le altre, diciamo, di tutti gli altri finanziamenti del Bene, Sindaco, ci avviamo alla fine e l'appello a restare a casa, in particolare in questi giorni di Pasqua e di Pasquetta. Assolutamente sì, questo è il momento cruciale. Abbiamo sofferto
tanto, abbiamo fatto dei sacrifici in tutti questi giorni, non si può vanificare il sacrificio che abbiamo fatto per tutti questi giorni. Bisogna rimanere a casa, passare le festività. È un grande sacrificio perché noi viviamo in maniera molto intensa questo periodo, ma non possiamo perdere i benefici che abbiamo acquisito in queste settimane, e soprattutto il vantaggio che abbiamo avuto rispetto alle regioni del nord che quindi invito ancora tutti a rimanere a casa per cercare di limitare al minimo i contagi e arrivare finalmente al punto zero dei contagi. Grazie Sindaco, buon lavoro.